Ma allora ci siete tutti, oggi il mio lavoro è inutile, ve lo fate da loro. Riuscite a non appoggiarmi con tutti i gomiti durante la partita perché mi parla anche Allora, 52 come sarebbe? Allora, ti senti che cosa? Sì, mi senti tu. Che bello l'abbraccio. Allora, facciamo questo. Allora, faccio questo, dovrebbe essere Matteucci. Non so
Buon pomeriggio, benvenuti in diretta dallo stadio comunale Malservisi Matteini di Bagno di Gavorrano, dove oggi vi racconteremo la sfida tra Follonica, Gavorrano e Grosseto, valida per la 12ª giornata del girone e del campionato di Serie D. Clima perfetto qui a Bagno di Gavorrano. Prima di entrare in cronaca diretta con questo match andiamo a sentire le parole dei due tecnici Lucio Brando e Paolo Indiani nel pre-partita di questa gara. Siamo con il tecnico del Follonica Gavorrano Lucio Brando. Buonasera mister. Prima domanda, oggi l'esordio davanti al pubblico di casa del Follonica, ti chiedo che emozioni provi e che partita ti aspetti oggi? Oltretutto non è proprio una partita banale, partiamo subito col derby. Sono quelle partite belle da giocare, sono quelle partite belle da vivere, sicuramente ti danno un'emozione in più rispetto a quella che magari non hai già. È vero, quello che dice è nuovo, è tutto nuovo anche per me, facciamo la prima in casa, sono curioso di vedere i ragazzi come vanno ad interpretare la partita, che chiaramente ha un coefficiente di difficoltà altissimo. Però io sono convinto che possiamo comunque avere delle armi che li possono mettere in difficoltà. All'esordio è arrivata una vittoria pesante con la porta inviolata. Ti chiedo a che punto del lavoro sei, cosa ti aspetti oggi dai ragazzi, quali insomma, risultati ti aspetti dai giocatori? Sì, sulla bontà della vittoria domenica qualche parola è già stata spesa. È una squadra che aveva un ambiente, mi permetto di dire, che aveva bisogno di portare a casa questa vittoria, mancava da veramente tanto tempo, quindi era giusto che qualcuno si prendesse qualche emozione positiva sulla partita di oggi. Come ho detto prima, incontriamo una squadra che ha dei numeri importanti, è una squadra che è sicuramente la più forte di tutte, quindi chiaramente verranno qua con un atteggiamento anche con un baricentro molto alto, con 4 giocatori altamente offensivi. Sarà molto complicato, però ribadisco, vorrei vedere veramente una squadra con coraggio. Una squadra che, nonostante il fatto che, per ritornare anche alla domanda fatta, noi sappiamo di essere molto all'inizio, di un percorso tecnico che è completamente diverso da quello che i ragazzi hanno svolto nei primi 3 mesi, quindi chiaramente ci va del tempo per quanto riguarda la creazione della nostra identità, ma parallelamente dobbiamo farci trovare pronti la domenica per portare a casa dei risultati. Siamo con il tecnico del Grosseto Paolo Indiani. Buonasera mister. Buonasera. Allora, partiamo da un commento. Arrivate a questo match da primi in classifica con un ottimo ruolino di vittorie consecutive. Può essere questo uno stimolo per gli avversari di affrontare la squadra che finora si è dimostrata la più forte del campionato? Senza dubbio, è sempre così. Poi qui c'è anche il discorso della vicinanza, diciamo un quasi derby, no, ma è sempre così, noi lo sappiamo, ma siamo contenti di esserlo e onorati di esserlo. Le squadre avversarie contro di noi è ovvio che se cercano di dare il massimo del massimo, noi lo sappiamo, ripeto, e siamo molto contenti che sia così. Il Follonica Gavorrano ha da poco cambiato allenatore, all'esordio ha vinto fuori casa per 1-0. Oggi cosa ti aspetti dalla squadra avversaria? Quali potrebbero essere, diciamo, i temi tattici di questo match? Io mi aspetto una partita che mi hanno fatto con il nuovo allenatore domenica scorsa, con quella impostazione là, con quella determinazione là. Si è visto chiaro che è già entrato, allenatore bravo, sicuramente sarà una difficoltà in più. Allora andiamo a dare uno sguardo alle scelte dei due tecnici
Poco più di 5 minuti dal calcio d'inizio di questa sfida, allora andiamo a snocciolare un po' quali saranno i temi principali di questo match, il derby di Grosseto tra Follonica Gavorrano e lo stesso Grosseto. Bella la cornice di pubblico qui allo stadio Malservisi Matteini, si fanno sentire gli ospiti con un gran seguito in questo stadio. Andiamo a vedere allora le scelte dei tecnici con il Follonica Gavorrano di mister Lucio Brando, che schiera in campo tra i pali Pacini, in difesa linea 3 con Matteucci, Bernardini e Bucci, centrocampo invece a 4 con Rovere, Marino, Remedi e Pescicani. Il numero 10 Maurizi, che agirà alle spalle del duo Mutton Giordani. Le due punte scelte dal tecnico Lucio Brando, che quest'oggi bagnerà il proprio esordio davanti al pubblico di casa. È infatti arrivato poco più di una settimana fa sulla panchina di questo club, andando a vincere il primo match per 1-0 in trasferta. 3 punti fondamentali arrivati grazie al gol di Pescicani a gara praticamente scaduta. 3 punti fondamentali che hanno spedito il Follonica Gavorrano a quota 11 punti in classifica, portandolo al di fuori dalla zona play-out. La scelta dunque della società di affidare la panchina al tecnico, l'esperto tecnico Lucio Brando, per provare a rialzare una situazione che non stava andando secondo le aspettative della società. A disposizione del tecnico in panchina Poggiolini, Bellini, Maltoni, Bianchi, Fremura, Proietti, Losicco, Crasta e Arrighi. Parlando invece del Grosseto di mister Paolo Indiani, capolista del girone con 28 punti, a più 5 sul trio composto da Foligno, Tau Altopascio e Seravezza. Squadra del Grosseto che sta cercando di dominare questo campionato. Ovviamente la strada è ancora lunghissima, ma finora nelle prime 11 giornate il roster di Paolo Indiani ha dimostrato di poter recitare il ruolo di grande protagonista di questo girone. Le sue scelte con Marco tra i pali, Ciraudo, Brenna, Ampollini a comporre la linea difensiva, Gerardini agirà come esterno di destra, Fiorani, Bacciardi, Della Ratta al centro, Di Santo, maglia numero 10 sull'out di sinistra, e poi le due punte Marzierri e Benedetti. A disposizione di mister Paolo Indiani Romagnoli, Sacchini, Sabelli, Riccobono, Bellini, Gonnelli, Ciabuschi, Italiano e Guerrini. Diamo allora un'occhiata alla classifica prima di questa 12ª giornata di campionato. Conduce, come detto, il Grosseto a quota 28 punti, a meno 5 a quota 23 Foligno, Tau Altopascio e Seravezza. A quota 21 invece troviamo Ghiviborgo e Siena. A quota 19 il Prato, 18 punti invece per il San Donato Tavernelle, che è seguito a quota 14 da Trestina e Terranuova Traiana. A quota 12 c'è invece lo Scandicci nel mirino del Follonica Gavorrano a quota 11 punti. A quota 10 invece all'interno della zona play-out troviamo Orvetiana e Aquila Montevarchi. 9 punti per Camaiore e Cannara. A 7 punti c'è il San Sepolcro. 3 punti invece per il Bogibonzi, che chiude la classifica del girone E di Serie D. Manca davvero poco ormai al calcio d'inizio, con le squadre che sono pronte a fare il proprio ingresso sul terreno di gioco del Malservisi Matteini. Andiamo anche a dare uno sguardo al turno di questa giornata. Oltre a Follonica Gavorrano Grosseto, che vi stiamo raccontando in diretta, il calendario prevede anche le sfide tra Cannara e Orvietana, Poggibonzi contro Montevarchi, Prato Ghiviborgo, Scandicci Trestina,
Siena contro San Donato, Tau Altopascio Camaiore, Terranuova Seravezza e San Sepolcro Foligno. Tutte in contemporanea oggi alle 14:30. Allora ecco le squadre che fanno il proprio ingresso sul terreno di gioco. Si fa sentire il pubblico di Fete Grossetana, squadra capolista del campionato. Grande entusiasmo quest'anno intorno alla squadra di mister Paolo Indiani, che vuole, come detto, recitare il ruolo di grande protagonista di questo girone. Oggi un match di grande emozioni, un derby della Maremma tra Grosseto e Follonica Gavorrano. Le squadre si scambiano i saluti al centro del campo, gara che sarà diretta dal signor Matteo Cavaccini della sezione di Lanciano, video assistenti Angelo Calce e Stefano Scarangella, e entrambi della sezione di Cassino saranno a supporto del direttore di gara. E allora ecco i saluti al centro del campo tra le due squadre. Follonica Gavorrano in completo bianco attaccherà da sinistra verso destra in questo primo tempo. Grosseto col consueto kit rosso con inserti bianchi. Interessante capire come si svolgerà questo match. Il Follonica Gavorrano, come detto, con solamente 11 punti in classifica, ben 17 in meno del Grosseto che guida il campionato. Ma la squadra di mister Brando, che avrà chiaramente dalla sua parte tante emozioni, la voglia di regalare un buon risultato al pubblico di casa per provare a rialzare questa classifica con il match che inizia in questo momento. Come detto, primo possesso giocato dal Follonica Gavorrano, che prova subito una percussione in avanti, nessun problema per Marco, che va a bloccare il pallone. Allora dicevamo di un Follonica reduce da una bella vittoria per 1-0 con un gol allo scadere di Pescicani, un risultato pesantissimo sul campionato, sulla classifica, ma sulla voglia soprattutto di questa squadra che sta cercando di rialzarsi dopo un avvio di stagione non all'altezza delle aspettative. Allora ci prova subito il Follonica, un pallone scodellato in area di rigore, palla che viene allontanata in qualche modo dal Grosseto, che poi prova a rilanciare in verticale per Marzierli, il capitano degli ospiti, che poi muove in verticale ma non ci sono compagni a ricevere. Allora il Follonica Gavorrano che riparte da Pacini. Se ne è dato il primo di gioco, chiaramente ancora 0-0 il parziale qui al Malservisi Matteini. C'è stata la segnalazione del primo assistente per una posizione di fuorigioco del Follonica. Può ripartire il Grosseto. Con Brenna che ha mosso il pallone. Allora il Grosseto prova a sviluppare una trama offensiva sull'out di destra, la gran giocata di Gerardini che va a terra ma è tutto regolare. Allora continua il possesso sull'out di destra del Grosseto, che prova a farsi vedere. La gran giocata
di Fiorani fino in fondo, viene accompagnato fino alla linea di fondo, dove il Follonica Gavorrano potrà ricominciare con una semplice rimessa dal fondo. Grosseto che sta vivendo un momento di forma di altissima qualità, la capolista del campionato, reduce infatti da ben 6 affermazioni consecutive, l'ultima delle quali un bel 4-0 interno. Dimostrato grande abilità la squadra del mister Paulindiani. Attenzione intanto al Follonica che prova a farsi vedere sulla destra con Rovere, che è andato a ricevere un passaggio in verticale, ha guadagnato una rimessa laterale il numero 2 in maglia bianca. Allora proprio Rovere con la rimessa lunga, palla nel cuore della rigore, c'è uno stop e in qualche modo chiede un tocco con il braccio ed è calcio di rigore. Dopo 3 minuti il Follonica Gavorrano conquista un penalty. Subito un momento topico della gara, andiamo a rivedere il tocco con un braccio del numero 14 del Grosseto, Andrea Bacciardi, per l'arbitro che era appostato lì vicino. Non ci sono stati dubbi, calcio di rigore per il Follonica Gavorrano. Sul dischetto Giulio Giordani, capitano, maglia 77, contro Alessio Marcu al 4° minuto di gioco. Subito una grande chance. Giordani, la rincorsa, va col destro, la parata di Marcu e si resta sullo 0-0. Alessio Marcu neutralizza il penalty di Giulio Giordani al 4° minuto. Si resta allora sullo 0-0. Follonica Gavorrano che ha già sprecato una grandissima chance per portarsi in vantaggio. Allora si ripartirà dal corner con Maurizi sul punto di battuta. Maurizi, palla scodellata dentro, allontana la difesa del Grosseto, è ancora rimessa in gioco per il Follonica. Giordani, Rovere prova a lottare con un avversario, l'ultimo a toccare è proprio Rovere, allora sarà rimessa dal fondo per il Grosseto. Parte subito forte questo derby della Maremma tra Follonica Gavorrano e Grosseto, con il calcio di rigore sbagliato da Giulio Giordani, che si è fatto ipnotizzare da Alessio Marcu. Grandissima chance per i padroni di casa, non trasformata. Vediamo come reagirà la squadra di casa dopo questo errore dal dischetto. Comunque buono l'approccio del team di mister Lucio Brando, che si è fatto vedere varie volte dalle parti di Marco al di là del calcio di rigore. Un approccio sicuramente interessante quello dei padroni di casa. Palla intanto che arriva nell'area di rigore del Grosseto, fa buona guardia Ampollini che va a liberare, tendo il pallone in fallo laterale. Palla buttata dentro, prova a prolungare di testa Mutton, poi un tentativo, palla che viene sporcata, sarà corner. Andiamo a rivedere intanto il calcio di rigore con Giordani che ha calciato a destra. Bravo Marco ad allungarsi alla propria sinistra per neutralizzare il penalty. 7° del primo tempo, corner per il Follonica Gavorrano. Palla che arriva in area di rigore, la prolunga. E allora Grosseto che può ricominciare, non riesce a giocare il pallone a terra la squadra di mister Paulindiani. Ora un tentativo diventa buono, attenzione per Bucci, largo a destra, si alza però la bandierina del primo assistente. Fuori gioco di Bucci
Era oltre l'ultimo difensore, il numero 4, che va a riprendere posizione al centro dell'area di rigore. Allora Grosseto che può ripartire con Brenna che allarga a destra. Gerardini prova a muovere in verticale. C'è un fischio del direttore di gara, calcio di punizione in favore del Grosseto. Giordani che chiede spiegazioni al direttore di gara. Dalla tre quarti destra questo calcio di punizione con il Grosseto che andrà a scodellare un cross nel cuore dell'area di rigore. Di Santo, palla lunga, arriva la deviazione e poi sulla linea la palla che viene allontanata. Grandissima chance del Grosseto sugli sviluppi di questo calcio di punizione. C'è stato il tentativo di Marzierli e poi in qualche modo la difesa del Follonica che ha salvato la porta di Pacini. C'è stato comunque un fischio del direttore di gara. Calcio di punizione per il Follonica, fallo in attacco del Grosseto che va a registrare la prima grande chance di questa gara. Tanto palla che scorre, Marzierli prova a metterla giù col mancino, tiro di prima intenzione, palla che non inquadra la porta di Pacini. Intanto andiamo a rivedere la grossa chance con Marzierli che andrà a calciare con il destro. C'è stato il salvataggio sulla linea da parte di Giordani. In ogni caso era arrivato il fallo in attacco del Grosseto. E allora 9 minuto di gioco qui al Malservisi Matteini, ancora 0-0 il parziale tra Follonica, Gavorrano e Grosseto. Una grossa chance per parte, molto più grande quella del Follonica, con il calcio di rigore sbagliato da Giordani al quarto del primo tempo. Può attaccare il Grosseto, ora prova a farsi vedere in avanti. La chiusura di Rovere con Pacini che va a dare una mano per allontanare la sfera che arriva a centrocampo. La tocca a Brenna, poi c'è un giocatore del Grosseto a terra, atterrato fallosamente Ampollini, e dunque sarà ancora punizione per il Grosseto che la muove velocemente sull'auto di sinistra. Il recupero interessante da parte di Rovere che prova a partire sulla destra, fa tutto da solo Rovere, poi va il cross dentro, la deviazione provvidenziale in chiusura difensiva di Brenna che non si è fidato dell'uscita di Marco, ha messo il pallone in calcio d'angolo. Erano pronti alle sue spalle Mutton e Giordani, è stato più veloce di tutti però Brenna, il 27 del Grosseto, ha preferito depositare la sfera in corner. Pronto Giordani, anzi il numero 10 Maurizi, con una traiettoria ad uscire, il colpo di testa nel cuore dell'area di rigore del Grosseto, palla messa fuori. Allora ancora una grande chance da registrare per il Follonica Gavorrano con questo colpo di testa tentato da Matteucci. Il 6 aveva tanto spazio per coordinarsi verso la porta di Marco, non è riuscito però a trovare il colpo vincente e allora si resta solo 0-0. Prova a farsi vedere il Grosseto con un tentativo di Benedetti dall'out di destra, provato a coordinarsi ma era davvero complicato gestire questo pallone per il numero 20 della squadra ospite. 400 fino a questo momento in stagione per Lorenzo Benedetti, secondo miglior marcatore del gruppo di mister Paolo Indiani a guidare la classifica dei capocannonieri in questa stagione. È invece il capitano Marzierli con 6 centri. Allora prova a farsi vedere ancora il Follonica Gavorrano con un lancio lungo sull'out di sinistra, va a terra un difensore del Grosseto, ancora un fallo
commesso dai padroni di casa proprio sotto lo spicchio dei tifosi del Grosseto. Si tratta sì di una trasferta, ma comunque siamo all'interno del territorio di Grosseto, qui a Bagno di Gavorrano. Dunque a tutti gli effetti un derby, quello che vi stiamo raccontando. Molto caloroso il pubblico del Grosseto, arrivato qui a sostenere la squadra di Mister Indiani. Sulla carta potrebbe sembrare una partita, diciamo tra virgolette, comoda per il Grosseto. Ma sappiamo bene che il Follonica ha tante ragioni per andare a sfoderare una prestazione al di sopra di quello che racconta in questo momento la classifica, anche soprattutto per il cambio in panchina che ha dato una grande scossa al team bianco-rosso-blu, con, ricordiamo, Lucio Brando che all'esordio ha conquistato 3 punti in trasferta, andando a vincere per 1-0, mantenendo dunque la porta inviolata. Non sarà facile ripetersi oggi contro il Grosseto, che ricordiamo anche il miglior attacco del girone con 23 centri. Sono solamente 8 invece i gol siglati dal Follonica Gavorrano nelle prime 11 partite di campionato. Un attacco non molto prolifico, quello dei padroni di casa, che in primis stanno comunque lavorando sul migliorare la fase difensiva. Prova tanto a scappare sulla destra Mutton, che viene esteso. Fallo commesso da Brenna, che viene redarguito solo verbalmente. Andiamo a rivedere la grande giocata di Mutton, che viene poi messo giù da Brenna proprio sotto gli occhi del primo assistente, che non ha avuto dubbi a segnalare al direttore di gara il calcio di punizione. Sulla sfera c'è Maurizi, numero 10, pronto ad andare a scodellare un cross nel cuore dell'area di rigore. Alza il braccio Maurizi, palla al rimorchio, viene allontanata. Allora attenzione al Grosseto, che ha spazio per ripartire con Gerardini, che va sull'out di destra, viene fermato da Marino, poi a terra Gerardini, si rialza ancora il 7 in possesso del pallone, palla che scivola a centrocampo. Giordani va a disturbare Ciraudo, che comunque resta in possesso del pallone. Allora Grosseto, che con calma prova a rimpostare. Follonica che si è rintanato nella propria metà campo difensiva. Si fa vedere allora il Grosseto. C'è spazio per la salita di Bacciardi, palla dentro, la mette giù in qualche modo Benedetti. Si è alzata la bandierina del secondo assistente, offside di Benedetti. Buona la trama provata dal Grosseto con il numero 20 ospite, che però era troppo avanti, e allora può ricominciare il Follonica Gavorrano da Pacini, pronto a giocarla con i piedi. Palla lunga che scivola a centrocampo, non ci sono stati contatti, allora sarà una semplice rimessa in gioco per gli ospiti. Primo quarto d'ora che se n'è andato qui al Malservisi Matteini. Attenzione al Follonica Gavorrano, che prova a farsi vedere in avanti con la percussione sull'out di sinistra. Una conclusione tentata direttamente dal vertice dell'area di rigore. C'è stata la buona risposta di Marco, che ha messo in calcio d'angolo. Andiamo a rivedere la giocata. Destro potente, nessun problema però per Marco. Si è fatto vedere ancora il capitano Giulio Giordani. 3 centri fino a questo momento in stagione per il numero 77 in maglia bianco-rosso-blu. Attenzione al corner, palla che spiove in area di rigore, viene allontanata dal colpo di testa di Ampollini. Prova a partire il Grosseto sull'out di sinistra, riceve Di Santo, che poi va a contrasto con Marino. L'ultimo a toccare è stato quest'ultimo, e allora sarà il Grosseto a muoverla da sinistra con Ampollini,
che si incarica di questa rimessa laterale. Ampollini con le mani lascia scorrere Marzierli, allora arriva Benedetti, Marzierli centralmente, Ampollini salito a dare una mano sulla tre quarti dei suoi, Rovere torna in possesso del pallone, poi si gira per allontanarlo, ancora il Grosseto che la fa nuovamente sua con il numero 5 della Latta, e poi a sua volta Remedi che torna a gestire il possesso per il Follonica Gavorrano, e intanto calcio di punizione per la squadra di casa. Marino e poi Bernardini. Si ritorna da Pacini. Va lungo Pacini a cercare Giordani, palla che si spegne direttamente nelle zone di Marco, che è dovuto arrivare fino al limite dell'area di rigore per allontanare questa sfera. Matteucci di testa, Remedi prova a salire sulla destra, Remedi serve Rovere, gran giocata, poi contatto con Di Santo che va a commettere fallo. Sempre pericoloso Rovere sull'out di destra, lo servono molto i compagni. Andiamo a rivedere qua la giocata su Di Santo, che è arrivato in ritardo sul numero 2 avversario commettendo fallo. Già battuto il calcio di punizione, Rovere scambia con Giordani, passaggio però fuori misura, non si sono intesi i due. Follonica Gavorrano che va a sprecare di fatto un possesso palla, regalando al Grosseto la chance di ricominciare. Si fa sentire mister Lucio Brando in panchina, dà indicazioni ai suoi, ha bisogno ancora di far passare le proprie idee alla squadra, e intanto c'è stato uno scontro a centrocampo, sono rimasti a terra in due, Marino per il Follonica Gavorrano e per quanto riguarda il Grosseto cerchiamo di capire il giocatore che è rimasto colpito. Si tratta del numero 29 Fiorani, che ha subito un colpo al capo sul contrasto con Marino. Viene medicato ora il 29. Un colpo alla nuca per Fiorani, che comunque sembra in grado di continuare questo match. Viene accompagnato momentaneamente al di fuori dal rettangolo di gioco. Si riparte dunque con un possesso per il Grosseto, Ampollini col macino, palla lunga, arriva Matteucci, poi serie di contrasti a centrocampo, Di Santo all'indietro, vanno a terra in due, palla che diventa buona per Marzierli, in avanti il capitano viene fermato con un grande intervento difensivo, e poi il Follonica che prova a farsi rivedere in avanti, e poi Ampollini, contrasto aereo con un giocatore del Follonica che è rimasto a terra, ha avuto la peggio. Dovrebbe trattarsi di Mutton, giocatore esteso. Andiamo a rivedere il rilancio dalle retrovie del Follonica, e poi Mutton che è rimasto a terra dopo un contrasto aereo con Ampollini. Si rialza comunque il numero 11 del Follonica Gavorrano, gioco che negli ultimi minuti è stato molto spezzettato, tanti falli, tante interruzioni. Nei primi 10 minuti invece tante emozioni. Ricordiamo il calcio di rigore fallito da Giordani al quarto minuto, con la parata di Marco che ha mantenuto fino a questo momento inviolata la propria porta. 22esimo del primo tempo, si fa vedere il Grosseto, palla dentro, resta a metà strada, poi la botta della Latta viene fermata, ancora Grosseto, un
tentativo col mancino che si spegne largo alla destra della porta, difesa da Pacini. Spinge sull'acceleratore ora la squadra di mister Paolo Indiani. Sta comunque tenendo molto bene il campo il Follonica Gavorrano fino a questo momento. Si fa vedere Della Latta, palla dentro, viene recuperata dal Follonica, la prolunga in qualche modo Maurizi, ma è il Grosseto che ora la può rigiocare. Ancora Follonica, ma c'è un fallo del Follonica, viene ripreso Giordani per questo contatto con Fiorani. Si ripartirà dal calcio di punizione in favore del Grosseto nella metà campo offensiva della squadra in trasferta. Ciraudo allarga a sinistra, poi centralmente Della Latta, ancora a terra un giocatore del Grosseto, Ampollini, poi la va a depositare fuori dal rettangolo di gioco per permettere al giocatore del Grosseto, che è rimasto a terra dopo questo contrasto, di rialzarsi. Allora continua questa fase molto spezzettata del match, si sta giocando davvero pochissimo negli ultimi minuti. Si rialza Di Santo, un colpo probabilmente al naso per il 10 del Grosseto. E allora sfera che viene restituita al Grosseto, che può ricominciare dalle retrovie con il 27 Brenna, che va a scambiare con il compagno di reparto Della Latta. Prova a guadagnare i metri, gioco che si sposta a destra. Fiorani e poi ricomincia dalle retrovie. Ancora centralmente Fiorani, allarga a sinistra, sbagliato il passaggio, la fa sua il Follonica con Rover che prova a farsi vedere, gioca Giordani, palla centrale, arriva in corsa il numero 10 Maurizi, che poi va a terra. Vediamo se c'è il fischio del direttore di gara, non c'è fallo, tutto regolare. E allora Brenna si rifugia da Marcu, dove può ripartire il possesso del Grosseto. 25esimo minuto del primo tempo, ancora 0-0 il parziale qui al Malservisi Matteini di Bagno di Gavorrano. Da segnalare al quarto minuto il calcio di rigore per i padroni di casa, con Giordani che si è fatto neutralizzare il penalty da Marcu. Intanto siamo dall'altra parte col Grosseto che ha tentato una trama offensiva sulla fascia destra. Si riparte con la rimessa dal fondo. Bernardini andrà a muovere il pallone. Pacini col destro lungo, cercare le torri, non c'è nessuno dei suoi compagni. Allora Fiorani può andare a recuperare lottando con Pescicani. L'ultimo a toccare è stato proprio il numero 21 di casa, laterale Grosseto. Giocano ora gli ospiti con la sfera mossa in verticale. Buona la giocata nello stretto. Attenzione ancora al Grosseto che va ad arrivare fino al limite dell'area di rigore, poi è stato steso regolarmente numero 32 Ciraudo. Ancora serie di contrasti al centro del campo, arriva il fischio del direttore di gara, calcio di punizione per il Follonica Gavorrano, battuto velocemente, prova a farsi vedere la squadra di casa, ma l'errore in fase di impostazione di Mutton. Poi ancora palla che scivola fuori dal campo, possesso per il Follonica. Giordani di testa a cercare il tocco di ritorno per Remedi.
impreciso il passaggio all'indirizzo del 17. Intanto qualche scintilla tra Capitan Giordani e la panchina del Grosseto. Proprio Giordani che va a toccare il pallone, prova a scambiare con Mutton, possesso ancora per il Grosseto. Ampollini. Gara che sta vivendo una fase un po' a rilento negli ultimi 10 minuti, tanti falli, poche le occasioni. Attenzione però al Grosseto che prova a scodellare questa sfera in avanti, il cross in area di rigore e poi la scivolata, tentativo del capitano del Grosseto Edoardo Marzierli, che non è riuscito a centrare la porta di Pacini. Finora praticamente mai impegnato in interventi l'estremo difensore di casa. Solo un'occasione costruita dal Grosseto con però una posizione irregolare registrata dall'attaccante del Grosseto. E intanto ancora un calcio di punizione per il Grosseto. Continua questa fase molto spezzettata del match, quando siamo quasi alla mezz'ora del primo tempo. Gara che era partita con ottimi presupposti, con un calcio di rigore, diverse occasioni interessanti. Invece che si è un po' spento con i due tecnici che stanno probabilmente capendo quali trame mettere in atto per andare a colpire la squadra avversaria. Allora può giocare il Grosseto, gioco che si allarga a sinistra, riceve Di Santo, prova a scodellare un pallone dentro, va a terra un giocatore del Grosseto. L'arbitro Matteo Cavacini fa segno che non c'è nulla, tutto regolare, si può giocare, possesso per il Follonica. E poi Benedetti che sgambetta Matteucci, fallo commesso dal numero 20 ospite. Calcio di punizione per il Follonica Cavorano già battuto. Porta palla Bucci, arriva fino all'altezza del centrocampo, allarga a sinistra, centralmente poi prova a far correre Maurizi, si alza la bandierina del primo assistente, posizione di offside. Fuorigioco di Mutton, posizione del Grosseto. Ampollini in orizzontale, scambia con il compagno di reparto. Palla che si spegne sul fondo. Pacini va a recuperare allora la sfera per farla ripartire dalla rimessa da fondo. Abbiamo toccato in questo momento la mezz'ora di gioco del primo tempo, 0-0 il parziale tra Follonica Cavorano e Grosseto. Giordani centralmente, Grosseto che va a creare una maschera a centrocampo, Follonica che riesce comunque a trovare il varco per ripartire. Attenzione, palla buona per Maurizio in area di rigore, Mutton la sterzata, Mutton col macino, palla che viene stoppata da Ampollini. E allora ancora Follonica, ancora prova a spingere sull'acceleratore, Remedi, cross dentro, viene liberata l'area di rigore del Grosseto. Ancora un tocco di ritorno in area di rigore, riesce a liberare Di Santo. Follonica che continua a spingere, allora palla che diventa buona per Marzierli che va a terra, ma secondo il direttore di gara è stato proprio il 9 in maglia rossa a commettere la scorrettezza. Andiamo a rivedere questo pallone a centrocampo, il contrasto tra Marzierli e Bernardini. È stato assegnato nel calcio di punizione al Follonica Cavorano, ora prova ancora a spingere Mutton. Torna al centro per Marino, Remedi, poi Bucci cambia lato, palla a metà strada dove non ci sono compagni, ancora Grosseto, ma poi il recupero di Giordani e Rovere. Arriva a dare una mano anche Matteucci, palla ancora per Rovere, può salire il 2, ha due giocatori addosso, fa partire comunque il cross, palla buona, il colpo di testa per il vantaggio del Follonica Cavorano.
il colpo di testa di Mutton che batte Marcu e fa 1-0 per il Follonica Gavorrano. Bellissimo cross dalla destra di Rovere e poi l'inzuccata per il vantaggio del Follonica Gavorrano. L'abbraccio dei padroni di casa per questo gol pesantissimo. E allora al 32esimo minuto del primo tempo cambia il parziale al Malservisi Matteini, 1-0 per il Follonica Gavorrano. La sblocca Mutton. Andiamo a rivedere Rovere con un grande cross con il destro e Mutton di testa a battere Marcu per il vantaggio dei padroni di casa. E allora vantaggio del Follonica Gavorrano, gara che si sblocca al 32esimo minuto. Gara finora molto equilibrata, da un paio di minuti il Follonica aveva iniziato a spingere forte sull'acceleratore e alla fine è arrivato il gol del vantaggio siglato da Mutton, che quest'oggi si era ancora visto molto poco, è riuscito però a trovare l'inzuccata vincente per il vantaggio. Ora sarà molto interessante capire la reazione del Grosseto, che prova a farsi vedere in avanti. Atterrato Fiorani, calcio di punizione per il Grosseto da posizioni interessanti. Andiamo a vedere Fiorani che viene atterrato da Marino, poi è arrivato anche Bernardini a disturbare il giocatore avversario. Calcio di punizione per il Grosseto. Sulla sfera c'è Di Santo che sta parlando con Gerardini, posizione lontana per pensare una botta diretta. Attenzione invece allo schema. Di Santo, cross in area di rigore, un colpo di testa, palla che scivola sul fondo, sarà calcio d'angolo per il Grosseto. E Gerardini che va a incaricarsi dell'esecuzione di questo corner, anche Di Santo a fianco a lui. Corner battuto corto, Di Santo, la gran giocata, poi un cross dentro, viene liberata senza grossi problemi l'area di rigore del Follonica Gavorrano dal tocco di Pescicani. Non riesce a gestire però la palla la squadra di casa, che poi arriva direttamente tra i piedi di Marcu. Il rilancio lungo, non trova nessuno se non le mani di Pacini, che la fa sua. E ora Follonica forte del gol del vantaggio siglato da Mutton, che potrebbe anche giocare un po' con l'equilibrio di questa partita. Palla buona intanto, posizione regolare, attenzione ancora al Follonica, la palla che arriva fuori di pochissimo. Chance colossale del Follonica Gavorrano, un passo dal raddoppio la squadra di casa, con la difesa del Grosseto che si è fatta trovare impreparata su questo tocco in verticale. Se non abbiamo visto male è stato Maurizi a calciare al lato. Chance davvero molto grande per il Follonica Gavorrano, che possiamo dirlo senza timore di essere smentiti, fino a questo momento non sta facendo vedere i 17 punti di distacco in classifica. Giordani col destro, ci crede Mutton che prova a disturbare il possesso della difesa del Grosseto. Prova a far correre Bacciardi in verticale a cercare Marzierli, la tiene il 9, poi viene rimontato da Bernardini, palla dentro, Di Santo, contrasto, palla in calcio d'angolo. Prova a reagire il Grosseto
ma ancora non abbiamo registrato conclusioni importanti verso la porta difesa da Pacini. Di Santo dal corner, vediamo se andrà con la soluzione corta per Gerardini o al cross dentro. Di Santo in area di rigore, palla che viene in qualche modo allontanata, libera il Follonica. Gavorrano Ampollini con le mani, Grosseto che prova a spingere alla caccia del gol, del possibile pareggio. Allora Pacini può ripartire dal fondo. Bernardini, Remedi, palla in verticale. Atterrato Maurizi, calcio di punizione in favore del Follonica Gavorrano. Andiamo a rivedere la grossa chance col tocco con l'esterno di Maurizi, palla che è terminata di pochissimo alla sinistra della porta, difesa da Marco. Vicinissimo al gol del raddoppio il Follonica Gavorrano, che sta in questo momento conducendo per 1-0 sul Grosseto. Giordani mette giù la posizione regolare, palla dentro per Rovere che prolunga il cross. Attenzione ancora al tentativo del Follonica, era sbucato dalle retrovie Pescicani. C'è stata però la scorrettezza del 21, calcio di punizione in favore del Grosseto. Continua a spingere forte il Follonica Gavorrano, soprattutto dall'out di destra, con Rovere e Giordani che stanno costruendo una ottima diga su quella fascia. Remedi prova ad andare centralmente, palla sporcata, sarà laterale per i padroni di casa. Mentre siamo nel corso del 40° minuto del primo tempo, 1-0 in favore del Follonica Gavorrano qui allo stadio comunale Malservisi Matteini. 12ª giornata del girone del campionato di Serie D. La capolista Grosseto momentaneamente sotto nel punteggio contro un Follonica Gavorrano che al momento sembra davvero rinvigorito dalla cura a Lucio Brando. Vittoria per 1-0 all'esordio per il mister del Follonica Gavorrano. Oggi nella prima in casa sta tenendo testa al Grosseto. Attenzione ancora a questa palla che diventa buona per Mutton, ma c'è il colpo di testa di Brenna che si rifugia da Marcu. Gioca il Grosseto. Di Santo. Ampollini porta palla, supera il centrocampo. Centralmente poi il contrasto con Marzierli. Gioco che si sviluppa ora sull'out di destra. Gerardini col mancino, palla interessante, la girata in porta, il pareggio del Grosseto. Il colpo vincente di Marzierli, il capitano del Grosseto. Gol numero 7 in questa stagione del capitano del Grosseto. È 1-1 al 41° minuto del primo tempo. Viene ristabilita la parità al Malservisi Matteini. La firma di Marzierli che risponde al vantaggio di Mutton. Andiamo a rivedere il cross di Gerardini col mancino, il colpo di testa di Marzierli. Non ha potuto fare nulla Matteucci, che ha cercato di anticipare il bomber del Grosseto, che ha trovato però il colpo che vale l'1-1.
a poco più di 4 minuti più eventuale recupero dall'intervallo, allora viene ristabilita la parità tra Follonica, Gavorrano e Grosseto. Si gioca a centrocampo, Remedi va a commettere fallo, calcio di punizione in favore del Grosseto proprio all'interno del cerchio di centrocampo. Della Latta scambia con Brenna, ancora Della Latta, allarga a destra. Brenna, l'ultimo dei suoi, poi avanza, guadagna metri, Brenna va da solo, Brenna poi addirittura con una conclusione da lontanissimo, palla che termina altissima sopra la traversa, difesa da Pacini, conclusione senza velleità del difensore del Grosseto. E intanto vediamo la bella cornice di pubblico del Grosseto arrivato qui al comunale di Bagno di Gavorrano per sostenere la capolista del girone, e intanto chiede un fallo il Grosseto, forse accentuato un po' la caduta a Marzierli. L'arbitro non ha assegnato il calcio di punizione alla squadra in trasferta. Attenzione al Follonica che prova a sviluppare una manovra sull'out di sinistra. C'è stata la buona chiusura però del Grosseto. Ancora un fallo a centrocampo, stavolta l'ha commesso Fiorani. Riceve Giordani che allarga sull'out di destra dalle parti di Matteucci. Sale il numero 6 che poi torna da Remedi. Alza il destro a cercare Mutton che la mette giù. Ancora Mutton si gira, va a colpire Brenna, la palla resta in campo, rovere, palla buona ancora per Mutton e poi ancora a sua volta Brenna ad allontanare. Insiste il Follonica Gavorrano. Matteucci, il 6, scambia con un compagno, poi Remedi. Ricomincia dal basso il Follonica Gavorrano. Remedi, Matteucci. Rischia qualcosa il 6, poi resta in piedi, alla fine va a prendersi un calcio di punizione sul fallo commesso da Della Latta. Gioca il Follonica Gavorrano. Siamo nell'ultimo giro d'orologio di questo primo tempo. È pronta la lavagnetta luminosa che andrà a segnalare il recupero di questo primo tempo, mentre il Follonica Gavorrano prova a spingere sull'out di sinistra. Pescecani viene fermato, palla buona per Bucci che poi lotta con un avversario, alla meglio Gerardini, prova a ripartire il Grosseto, Marzierli sulla destra, supera il centrocampo, lo inseguono in due, bella la chiusura però di Maurizi che va a mettere il pallone in fallo laterale. Eccola la segnalazione del tempo di recupero qui al Malservisi Matteini. Saranno 2 i minuti aggiuntivi nella prima frazione di gioco. E allora ci avviciniamo verso la conclusione di questo primo tempo. 1-1 il parziale tra Follonica Gavorrano e Grosseto. Remedi va da Mutton che poi subisce un colpo di Ampollini, resta a terra Mutton, ma non ci sarà calcio di punizione per il Follonica Gavorrano, con il direttore di gara Matteo Cavaccini che ha giudicato regolare l'intervento del 23 in maglia rossa. Brenna, l'uscita col petto di Matteucci. Remedi scivola al momento del cross, palla che viene recuperata dalla retroguardia in trasferta, servito a destra Gerardini, il 7 poi centralmente da Bacciardi. Della Latta. Siamo nel corso del secondo e ultimo minuto di recupero di questo primo tempo. Il Grosseto che prova a chiudere in avanti, palla mossa sull'out di sinistra dove sale Ampollini a ricevere. Davanti a lui c'è Matteucci, Ampollini all'indietro, il cross tentato da Della Latta, riesce a bloccarla Pacini.
Ora il Follonica che si avvicina al centro del campo. Grosseto che gioca il pallone, ma arriva il duplice fischio del direttore di gara. Si va allora all'intervallo sul parziale di 1-1, le firme di Mutton al 32esimo e la risposta di Marzierli al 41esimo. Ricordiamo il calcio di rigore fallito da Giordani al 4° minuto del primo tempo. Ci prendiamo una breve pausa e poi all'intervallo andremo a sentire le parole di Filippo Vetrini, il direttore generale del Grosseto, e di Paolo Balloni, presidente del Follonica Gavorrano.
fermo, mi raccomando. Siamo con Filippo Vetrini, direttore generale del Grosseto. Buonasera. Partiamo da un commento su questo primo tempo, 1-1, gara molto spettacolare, Follonica Cavorrano che sta comunque tenendo testa alla capolista. Buonasera, no, più che tenere testa mi sembra che ci stia mettendo veramente in difficoltà, quindi mi sembra che con l'arrivo di Brando, insomma, il Follonica Cavorrano abbia sicuramente cambiato marcia, a dimostrazione che il Follonica Cavorrano ha un organico di qualità, lo sapevamo, ci stanno mettendo sotto soprattutto dal punto di vista dell'aggressività e speriamo di riuscire a portare a casa qualcosa perché come immaginavamo è sicuramente un impegno molto difficile e lo stiamo vedendo dal vivo. Al di là di come finirà questa partita, il Grosseto è leader del girone, una bella stagione, ti chiedo cosa ti aspetti insomma, dal proseguio fino alla fine dell'anno. Mi aspetto di continuare in questa maniera, ripeto, oggi forse in queste prime partite, in queste prime 11 partite, forse è una delle poche partite nelle quali siamo andati in difficoltà, quindi il rigore sbagliato, diverse occasioni da parte del Follonica Cavorrano, siamo stati bravi a riequilibrarla, quindi mi auguro nel secondo tempo i ragazzi scendano in campo con maggiore convinzione perché insomma è un impegno difficile, quindi sarà dura per tutti portare via punti da questo terreno. Grazie. Grazie a voi. Siamo con Paolo Balloni, presidente del Follonica Cavorrano, buonasera. Un commento su questo primo tempo, la sua squadra sta tenendo molto bene il campo contro il Grosseto, capolista del girone. Sì, è stato un bel primo tempo, il nuovo mister ha dato un'impronta importante in 2 settimane, la squadra ha voglia di giocare, insomma è molto reattiva, è molto corta, si è sbagliato il rigore e delle palle gol importanti, penso il pareggio ci stia un po' stretto, però il calcio è questo. La stagione è molto lunga, ma da questa prima partita e mezza con mister Brando in panchina abbiamo visto tutta un'altra squadra. A questo punto la salvezza è un obiettivo molto realistico. Sì, diciamo, domenica scorsa si era vinto il Montevarchi in trasferta, quindi si era già fuori dalla zona di play-out, però non so questi discorsi che vorremmo fare noi, ma puntiamo a essere tra le prime del campionato perché la nostra realtà calcistica è importante, la nostra proprietà non è di meno, quindi noi vogliamo fare bella figura e ringraziamo i tifosi e i ragazzi che sono venuti oggi a sostenerci. Grazie mille.
Eccoci di nuovo in diretta dal Malservisi Matteini per il secondo tempo della sfida tra Follonica Gavorrano e Grosseto. C'è stato un cambio per il Grosseto, esce con la maglia numero 20 Lorenzo Benedetti, è entrato invece col numero 21 Lorenzo Gonnelli. Prima frazione di gioco che si è chiusa sul parziale di 1-1 tra Follonica Gavorrano e Grosseto. Le firme di Mutton per il Follonica Gavorrano e poi il pareggio di Marzierli per il Grosseto. Ricordiamo anche il rigore sbagliato da Giulio Giordani al quarto minuto del primo tempo con Alessio Marco che ha neutralizzato. Allora si gioca con il possesso palla in favore del Grosseto. Palla lunga direttamente in area di rigore che arriva poi a metà strada, va a terra un giocatore del Grosseto che ha provato un'acrobazia. È stato Marzierli a provare la grande giocata in acrobazia, poi nel farlo ha colpito anzi un giocatore avversario. Dovrebbe trattarsi, se non vediamo male, di Matteucci, il giocatore che è rimasto a terra. Allora se ne sono andati i primi 2 minuti della ripresa parziale sull'1-1 tra Follonica Gavorrano e Grosseto. 12ª giornata del girone E del campionato di Serie D. La capolista Grosseto a quota 28 punti sta affrontando fuori casa, anche se si tratta di un derby, il Follonica Gavorrano a quota 11 punti. 17 punti di distacco tra queste due squadre in classifica, ma finora, per quanto visto in campo, non sembra assolutamente così, con la squadra di mister Lucio Brando che oggi esordisce davanti al pubblico di casa del Malservisi Matteini. Sta disfrutando una grandissima partita, ha messo sotto più volte il Grosseto nel corso del primo tempo e intanto Matteucci può fare il proprio ingresso in campo. Aveva momentaneamente lasciato il terreno di gioco per il contrasto con Marzierli in area di rigore. Palla che si impene in area di rigore, il Grosseto prova in qualche modo a liberare, diventa buona per Remedi che la fa scorrere dentro. C'è stata la buona chiusura difensiva da parte del Grosseto. E allora Bucci si rifugia da Pacini. Il portiere del Follonica Gavorrano che va a lungo. Rimpallo aereo. L'ultimo a toccare è stato il 10 della squadra di casa, Maurizi. Può giocare il Grosseto, Marzierli non la tocca. Allora diventa subito per Matteucci. Pronto un cambio anche per il
Follonica Gavorrano col 66 Arrighi farà il proprio ingresso in campo tra pochi istanti. Gioca il Grosseto, Bacciardi, 14 porta palla, poi smista a sinistra con molta calma il Grosseto. Follonica che non va ad alzare il pressing, lo fa in questa circostanza quando il Grosseto si rifugia da Marcu. Scende di nuovo il baricentro del Follonica Gavorrano, molto ordinata quest'oggi la squadra di casa. Prova il Grosseto a muovere a sinistra, c'è un colpo di testa ad allontanare, poi Remedi prolunga, palla che diventa buona. Allora il numero 8 Marino, gran giocata a centrocampo, allarga a destra per la corsa di Rovere che però non riesce a tenerla in campo. Si spegne direttamente in out il passaggio del giocatore del Follonica. Eccolo il cambio che arriva in questo momento. Esce col numero 2 proprio Rovere, dentro il 66 Arrighi. Dunque eccolo Arrighi. Che entra in campo, va a sostituire Rovere. ...52 minuti sul cronometro, parziale ancora fermo sull'1-1 maturato nel corso del primo tempo. Una sostituzione per parte in questi primi minuti del secondo tempo. Pallone che viene mosso all'indietro con la testa per Marco. Allora Grosseto che può provare a rimpostare una manovra offensiva dal centrocampo, palla mossa lunga in avanti, viene chiuso il tentativo del Grosseto. Ancora Follonica Gavorrano che prova a giocarla con il tocco di Giordani, sceso a dare una mano nella metà campo difensiva dei suoi. Arrighi la butta via direttamente sotto allo spicchio dei tifosi del Grosseto. Può giocare la squadra in trasferta, palla lunga dentro che scivola, non riesce ad arrivare Matteucci su questa sfera, la va in qualche modo a recuperare il 7 Gerardini che poi viene atterrato fallosamente da Bucci. È calcio di punizione in favore del Grosseto. Andiamo a rivedere Gerardini che è andato a rincorrere questa sfera inseguito da Bucci, il quale lo è andato a fermare fallosamente. Allora calcio di punizione in favore del Grosseto, siamo vicini alla mattonella del corner. Dalla prospettiva di destra per il Grosseto sul pallone Di Santo e anche lo stesso Gerardini. Andrà Di Santo a battere col destro, palla giocata bassa, viene allontanata, ancora Gerardini alla sfera sul mancino, un cross colpito male con l'esterno. Allora attenzione al Follonica Gavorrano che prova a ripartire, c'è stata l'attenta chiusura in fase difensiva di un difensore del Grosseto, poi gioco che viene allargato a destra, Di Santo chiuso dalla scivolata precisa di Mutton, poi in qualche modo sfera che arriva di nuovo a centrocampo. Batte ribatti, Grosseto che arriva in area di rigore, può girarsi Di Santo, Gerardini, palla sul mancino, Gerardini se la porta sul destro, il cross è dentro e poi il tentativo col destro di Fiorani, risponde presente Pacini. Probabilmente il primo grande intervento di Pacini quest'oggi a dire di no a Fiorani. Grosseto che resta in avanti, continua a spingere forte sull'acceleratore la capolista del girone, che ora non ci sta, vuole provare a portarsi in vantaggio sul campo del Follonica Gavorrano, che sta disputando, come detto, una ottima partita, ma resta chiaramente la grande qualità del Grosseto, che spinge ancora dalla sinistra, palla dentro, Fiorani prova a calciare, viene chiuso e poi
Follonica che prova ad allontanare, ancora Grosseto in percussione, grande giocata nello stretto, palla che arriva in area di rigore e poi libera la squadra bianco-rosso-blu. Si fa sentire ora il pubblico del Grosseto che spinge i ragazzi di mister Indiani alla caccia del gol, del possibile vantaggio. Si fa sentire molto Lucio Brando in panchina col suo Follonica Cavorrano che negli ultimi minuti sta subendo un po' il gioco del Grosseto. Una fase del match in cui sono gli ospiti ad attaccare forte, a spingere sull'acceleratore. Palla che arriva, diventa buona per Marzierli, la sponda, poi in area di rigore arriva l'uscita di Pacini, rischia ancora il Follonica Cavorrano questa bella imbucata dentro che non si è tramutata in gol. Si salva allora la squadra di casa. Maurizio, attenzione, di testa la prolungata, palla buona per Mutton che corre, Mutton, lo scavetto sotto, la doppietta di Mutton e il Follonica Cavorrano è di nuovo avanti. Mutton, gol molto bello, battuto Marcu con l'assist di Giordani che ha prolungato di testa e Mutton ha battuto per la seconda volta Marcu, siglando la propria doppietta personale e riportando avanti il Follonica Cavorrano in un momento in cui, come stavamo raccontando, era il Grosseto a fare la partita. Andiamo a rivedere Mutton con lo scavetto sotto, non lascia scampo a Marcu ed è 2-1 per il Follonica Cavorrano. Al 57esimo allora il nuovo gol del Follonica Cavorrano che si riporta avanti grazie al secondo gol di giornata di Mutton. Col Grosseto che ora è sotto di un gol. Ci aspettiamo che la squadra di Paolo Indiani andrà a reagire in maniera importante. La capolista del campionato non andrà di certo a lasciare qualcosa di intentato. Pensieroso Paolo Indiani in panchina. Vediamo se a breve andrà a cambiare qualche pedina all'interno degli 11 in campo. Follonica che ora con un pizzico di energia in più, con la fiducia, l'entusiasmo di questo gol, prova a correre ancora forte, a spingere sull'acceleratore. La gara è ancora lunghissima, oltre mezz'ora da giocare più l'eventuale recupero. Di certo la gara non è chiusa qui. Follonica che sta cercando di approfittare di questo momento positivo. Corner dall'out di destra, Maurizi sul pallone. Maurizi, il cross che spiove in area di rigore, prova ad andare dei rimedi, la palla si impenna e poi arriva Giordani, disturbato forse da un compagno, proprio dallo stesso Mutton. Palla che è terminata alta sopra la traversa, intanto è rimasto a terra Giordani, ha subito un colpo alla schiena il capitano del Follonica Cavorrano. Si rialza allora il capitano del Follonica Cavorrano. 2-1 il parziale, decide la doppietta di Mutton fino a questo momento. Grosseto che prova ad attaccare, sfera che resta lì, zona interessante per il Grosseto. Di Santo, cross dentro e poi il tocco sotto. Marzierli
risponde alla doppietta di Mutton e fa 2-2. La risposta del Grosseto all'ora di gioco è 2-2. Andiamo a rivedere Di Santo con il cross e Marzierli con il tocco sotto che batte Pacini e riporta di nuovo in parità l'incontro. 2-2 quando scocca l'ora di gioco in questo momento. Doppietta di Mutton da una parte, doppietta di Marzierli dall'altra, è 2-2 il parziale con un'ultima mezz'ora tutta da vivere qui al comunale di Malservisi Matteini. E ora Grosseto che prova ancora a spingere in avanti, palla sul destro, alto il tentativo del numero 30. Allora siamo già dall'altra parte con Pescicani. Marino, palla mossa in verticale, si perde nel nulla l'azione del Follonica Gavorrano. Ancora Grosseto, attacca sull'auto di destra la squadra di Mister Indiani, il verticale a cercare proprio Marzierli che torna da Gerardino, il 7 con un cross dentro, c'è l'anticipo con la palla che viene allontanata poi dall'area di rigore. Vediamo se Giordani ci arriva, lo fa ma fallosamente. Viene fischiato il calcio di punizione in favore del Grosseto. Ha molto da ridire Giordani, che viene anche ammonito forse per le eccessive proteste, non tanto per il fallo commesso. Contatto con Ampollini e intanto arriva il cambio per il Follonica Gavorrano. Entra col 7 Bellini, che va a prendere il posto di Lorenzo Remedi, il quale lascia il campo. Allora, secondo cambio giocato dal tecnico del Follonica Gavorrano, Lucio Brando. Lascia il campo Lorenzo Remedi, al suo posto, come detto, è entrato con la maglia numero 7 Lorenzo Bellini. 2-2 il parziale al 63esimo minuto di gioco. Doppietta di Mutton da una parte e doppietta di Marzierli dall'altra. Follonica Gavorrano che prova a farsi vedere, il lancio lungo a cercare i Pescicani, il 21 non arriva sul pallone. Allora saranno gli ospiti a ricominciare dal basso con questa rimessa in gioco. Allora gira palla il Grosseto dopo il gol del pareggio siglato da Marzierli. 2 volte sotto la squadra di Paolo Indiani, entrambe le volte è riuscita a riprendere il risultato. Sortita offensiva del Grosseto con la sfera che si spegne fuori dal rettangolo di gioco. Sarà il Follonica Gavorrano a ricominciare con una rimessa laterale dalla out di destra e Arrighi a muovere con le mani in avanti. Mette giù Mutton, lotta con Gonnelli, poi arrivano altre maglie a disturbare questa manovra. Spera che scivola tra le braccia di Pacini.
Prova a impostare ora il Follonica Gavorrano. Percussione centrale. Gioco allargato sull'out di sinistra. La tiene in campo Pescicani. Il 21 con un cross. Mutton all'indietro. Torna Pescicani sul pallone. Attenzione al 21. Prova a insistere il Follonica Gavorrano. Sfera sulla destra. Arrighi viene fermato dall'intervento di Di Santo. Il 10 del Grosseto torna per primo sul pallone, poi allontana a cercare Marzerli, che va a commettere fallo però sul difensore avversario. Bellini va a battere velocemente questo calcio di punizione, ma regala di fatto un possesso palla al Grosseto. Fiorani allarga dalle parti di Gerardini, tutto regolare, può correre Gerardini, poi la sterzata elude l'intervento di Pescicani. Gerardini ricomincia da Fiorani, il 29 allora non sa chi darla e riparte all'indietro dal numero 32 Ciraudo. Brenna centralmente riceve della Latta. Brenna dentro per Fiorani, il controllo è così. Pescicani lo disturba, ancora il Grosseto, palla a destra per Gerardini che va con un colpo dentro. Pescicani la tocca, poi in qualche modo riesce a guadagnare una rimessa laterale e intanto Paolo Indiani prepara un doppio cambio. Allontana Bucci a cercare il capitano Giordani, allontana di testa Brenna, della Latta la fa scorrere, attenzione al Grosseto, della Latta allarga a sinistra, palla che arriva a Di Santo, perde un tempo di gioco il Grosseto, poi 10 torna in possesso palla, punta a Righi, Di Santo col destro, palla che si impenna e termina addirittura in rimessa laterale, non è riuscito a dare il giusto giro al pallone il 10 del Grosseto, sarà laterale per il Follonica Gavorrano, ma intanto arriva una doppia sostituzione per il Grosseto. Entreranno Sabelli e Bellini per gli ospiti. Ad uscire dal campo Simone Della Latta. Vediamo la seconda sostituzione invece. A lasciare il campo sarà il numero 29 Marco Fiorani. Dunque fuori Della Latta e Fiorani, dentro Sabelli e Bellini, questi i due cambi operati da mister Paolo Indiani. ...68 sul cronometro, 2-2 il parziale tra Follonica Gavorrano e Grosseto. Derby valido per la 12ª giornata del girone e del campionato di Serie D. Si rifugia dal portiere Pacini il Follonica Gavorrano, rischiando un pochino sul pressing avversario. Giordani dentro per Bellini che viene esteso, c'è il fallo commesso dal Grosseto al centro del campo, calcio di punizione in favore della squadra di casa dopo il gol di Marzerli del 2-2, gara che si è un po' adagiata. Si sta giocando molto a centrocampo, qualche sortita da una parte e dall'altra, portieri molto poco impegnati. Allora si gioca con Bernardini che porta palla all'altezza del cerchio di centrocampo. Maurizi all'indietro per Marino, palla dentro la chiusura di Brenna, allontana il Grosseto, diventa buona ancora per il Follonica Gavorrano, palla che si impenna, resta al limite dell'area di rigore del Follonica Gavorrano, poi steso Bellini ed è calcio di punizione in favore
del Follonica Gavorrano. Andiamo a rivedere Bellini che ha cercato di girarsi nello stretto. Il fallo commesso dal 18 del Grosseto, Bellini. E intanto un altro cambio per il Follonica Gavorrano, con il numero 23 entra Losicco al posto del numero 11 Mutton, l'autore della doppietta. Christian Mutton lascia il campo, si prende l'applauso del Malservisi Matteini per questa doppietta siglata oggi, un gol per tempo. Ed eccolo in campo Fabrizio Losicco, maglia numero 23. Si ripartirà dal calcio di punizione in favore del Follonica Gavorrano. Sulla sfera ci sono Bellini e Giordani, i due a colloquio. Vediamo come la giocheranno. Rincorsa lunga per Giordani, ma è Maurizio a muoverla dentro per Maurizio che si gira, poi la rialza con una semirovesciata in area di rigore, libera il Grosseto e poi fallo in attacco commesso da Maurizio. Nulla di fatto su questo calcio di punizione del Follonica Gavorrano. Prova a salire sull'out di sinistra il Grosseto, che poi con calma va a gestire il pallone centralmente. Brenna scarica a destra, Ciraudo centralmente. Il primo tocco di Losicco che poi si scontra con Gerardini. Chiedeva un fallo la panchina del Grosseto. Non c'è stata però la segnalazione del direttore di gara. Allora scende Giordani a prendersi il pallone, la chiusura di testa di Brenna che mette fuori la sfera. Sarà ancora laterale per il Follonica Gavorrano. Qualche scintilla intanto in avanti con Pescicani che viene ripreso. Bucci con le mani, Giordani resiste all'attacco di un avversario, poi Pescicani lotta, la palla ha varcato la linea laterale, l'ultimo a toccare è stato proprio Pescicani. Sarà nuovo possesso in favore del Grosseto. Sale la squadra in trasferta, gioco allargato a sinistra, Di Santo con un mancino dentro, deviazione di Bernardini, anzi Matteucci a mettere in corner. Occasione per il Grosseto dall'out di sinistra nella prospettiva d'attacco della squadra di mister Paolo Indiani. Sarà il destro a rientrare di Santo a battere questo corner in area di rigore e poi la palla che entra in porta per il nuovo vantaggio del Grosseto. L'ha messa dentro Sabelli con la maglia numero 8 per il 3-2 del Grosseto. Di Sabelli la giocata vincente a battere Pacini per il primo vantaggio di giornata del Grosseto. 3-2, gara che non smette di regalare emozioni. Vediamo l'abbraccio della squadra con il pubblico e andiamo a rivedere questo calcio d'angolo con il colpo di testa di Sabelli che ha girato in porta il 3-2 del Grosseto. E allora Follonica Gavorrano che si ritrova sotto nel punteggio
risultato sicuramente che non fa piacere a mister Lucio Brando, ma soprattutto che forse non sta meritando di perdere questa gara. C'è ancora un quarto d'ora più recupero a disposizione dei padroni di casa. Vediamo come reagirà la squadra di casa a questo vantaggio del Grosseto. Gara che non smette di regalare emozioni. 5 gol, un rigore sbagliato da Giordani nel primo tempo. Davvero tanti gli avvenimenti interessanti di questa gara. C'è ancora tempo però per vivere le emozioni di questo match. Calcio di punizione in favore del Follonica Gavorrano quando abbiamo toccato in questo momento il minuto numero 75 del match. Mezz'ora della ripresa, mancano 15 minuti più il recupero. Il calcio di punizione battuto da Bellini, palla allontanata dal Grosseto. C'è Maurizi che va a rialzare questa sfera, la mette giù in qualche modo il Grosseto. Marzierli, la sponda, prolunga il numero 14 Bacciardi, palla che diventa buona ancora per Marzierli in area di rigore. Marzierli, la giocata ancora, Marzierli col mancino, allontana Pacini che poi la blocca. Grande giocata di Marzierli. Andiamo a rivedere la grande giocata di Marzierli che poi col mancino è andata a calciare in diagonale trovando l'opposizione di Pacini. Ci sarà ancora corner per il Grosseto dalla stessa mattonella su cui è nato il gol delle 3-2 per gli ospiti. Parte il cross, stavolta prova ad andarci, se non abbiamo visto male, Marzierli, palla che comunque è terminata sul fondo e allora sarà una rimessa per il Follonica Gavorrano. Padroni di casa che portano il pallone sotto nel punteggio. Ora rischia qualcosa, ritorna in possesso del pallone il Grosseto. Di Santo la mette dentro, c'è la buona chiusura attenta da parte di Marino che torna in possesso palla, poi la va a giocare centralmente sulla corsa di Giordani che va a terra, è tutto regolare, attacca il Grosseto, porta palla a Brenna che poi un tocco in verticale a cercare il movimento di Marzierli, parla che si è adagiata sul fondo del campo. Già battuta la rimessa in gioco da parte del Follonica Gavorrano. Porta palla allora il numero 5 Bernardini, la muove in avanti, palla sporcata. Nessun problema per Marco che la va a recuperare. Brenna 27 col destro, cercare Gerardini, la tocca con la testa, poi in qualche modo la tiene in campo, la mette giù Sabelli, lotta con un avversario, allora Gerardini torna su di lui Pescicani, Gerardini alla meglio, va col cross dentro, palla lunga per Di Santo che comunque la tocca e poi in qualche modo il Follonica Gavorrano che va a liberare l'area di rigore. Insiste però il Grosseto, Sabelli riceve a destra Ciraudo, poi ancora Gerardino, bella la giocata per Brenna col destro, la sterzata torna sul pallone prima di Pescicani che non lo molla, ancora Brenna fino in fondo, a parte un cross sporcato, arriva tra le braccia di Pacini, si salva il Follonica Gavorrano. Intanto è pronto un altro cambio per la squadra di casa, col numero 9 entrerà tra pochi istanti Emanuele Maltoni. Laterale per gli ospiti, ma intanto ci sarà prima il cambio operato da mister Lucio Brando. Entra con il numero 9 Maltoni, lascia il campo il capitano Giordani.
E allora può attaccare il Grosseto steso. Gerardino, arriva un cartellino giallo sventolato a Bucci, secondo ammonito di questa gara dopo il giallo a Giordani, che ha già lasciato il campo. Mentre siamo entrati negli ultimi 10 minuti di gara, Follonica Gavorrano 2, Grosseto 3, qui al comunale di Bagno di Gavorrano. Non è ancora chiusa col Grosseto che sta conducendo. Belloni, Di Santo, ha spazio il 10, può andare anche a calciare col mancino, palla presa male da Di Santo, si allarga sulla sinistra, siamo già dall'altra parte. Pacini fa correre il 7 Bellini, che viene rimontato dall'intervento difensivo di Ampollini. Arriva a centrocampo il rischio corso da Bernardini, poi sfera che arriva tra i piedi di Marino. Bernardini, il rilancio, poi palla che arriva nell'area di rigore del Grosseto, in qualche modo prova a liberarsi del possesso il giocatore in maglia rossa, poi Pescicani va a commettere fallo proprio sul 32 Ciraudo. Calcio di punizione allora per la squadra in trasferta, che sta conducendo questo match per 3-2, capolista del girone, che ricordiamo è reduce da ben 6 vittorie consecutive, oggi alla caccia della 7ª gioia di fila. Non è ancora finita momentaneamente, però la squadra di mister Paolo Indiani sta conducendo questo match. C'è un fischio del direttore di gara, si è alzata la bandierina del primo assistente. Fuori gioco del Grosseto, si riparte con la rimessa in gioco del portiere Pacini. Si fa sentire il pubblico del Grosseto, che vede avvicinarsi un grande risultato. Attenzione però alla sortita offensiva del Follonica Gavorrano, che va a ricordare al Grosseto che questa gara non è per nulla finita. Aveva battuto velocemente il calcio d'angolo il Follonica Gavorrano, ma prima si andrà a operare la sostituzione, la quinta sostituzione di mister Lucio Brando. Entra con la maglia numero 14 Tommaso Bianchi, lascia il campo invece con la maglia numero 10 Samuele Maurizi. Corner per il Follonica Gavorrano dall'out di destra. Fabrizio Losicco con il destro, traiettoria ad uscire. Chiama lo schema Losicco. Cross interessante, viene però allontanato. La palla rimbalza al limite dell'area di rigore, la mette giù Pescicani, poi un rimbalzo, esce in qualche modo Marco, palla allontanata, ancora un cross in area di rigore, poi la girata di testa, il nuovo pareggio del Follonica Gavorrano. Attenzione però, si alza la bandierina del secondo assistente, posizione di fuorigioco, l'aveva girata dentro Emanuele Maltoni, se non abbiamo visto male. C'è stata però la segnalazione di fuorigioco dalla nostra posizione. Francamente impossibile dare un parere su questa decisione del direttore di gara. Era arrivato il 3-3 del Follonica Gavorrano, ma il
l'assistente con la segnalazione del fuorigioco ha annullato tutto, e allora un altro cambio per il Grosseto. Esce con la maglia numero 10 Francesco Di Santo, al suo posto entra con la maglia numero 11 Gianni Riccobono. Due centri stagionali per il numero 11 del Grosseto. Paolo Indiani va a dare solidità al suo team in queste fasi finali del match con lo Follonica Gavorrano, che ha proprio dimostrato pochi istanti fa di essere pienamente in partita. A 5 minuti dalla fine il Grosseto non può ancora permettersi di rilassarsi. Se non fosse stato per la posizione di offside di Emanuele Maltoni, infatti il Follonica Gavorrano avrebbe siglato il gol del 3-3. Anche un pizzico di sfortuna per la squadra di casa in questo momento. Continua ad attaccare il Grosseto sull'out di sinistra. Proprio Riccobono appena entrato che prova a farsi vedere, se la porta fuori. E allora possesso per il Follonica Gavorrano. Si fa sentire il pubblico del Grosseto. È rimasto a terra Gonnelli, un colpo con un avversario. Protesta il numero 21. Intanto calcio di punizione per il Grosseto. 87esimo minuto di gioco. 3 minuti più il recupero ci separano dalla fine di questo match. Attacca ancora il Grosseto. Palla girata dentro, corta per tutti e poi una botta, palla allontanata. Attenzione ancora alla conclusione di Sabelli. Il numero 8 ne mette dentro 2. Daneo è entrato e consente al Grosseto di scappare sul 4-2. Il poker della squadra di mister Paolo Indiani. Va a mettere probabilmente una pietra su questo match il Grosseto con il bel destro a giro di Sabelli, che batte per la seconda volta in giornata Pacini e permette ai suoi di scappare sul +2 e mettere probabilmente in cassaforte i 3 punti. Andiamo a rivedere Sabelli che si gira, si coordina, guarda Pacini e poi lo batte con un destro chirurgico che si insacca alla sinistra dell'estremo difensore del Follonica Gavorrano. E intanto c'è un altro cambio operato da mister Indiani. Esce con la maglia numero 7 Filippo Gerardini. Entra con la maglia numero 6 Samuele Sacchini. A 1 minuto e mezzo dal 90esimo, Grosseto che scappa a +2 sul Follonica Gavorrano. Speranze di padrone di casa ormai ridotte chiaramente al lumicino. Sul pallone vediamo il Grosseto che prova a tenerla. Follonica Gavorrano che la muove in avanti, prova con le ultime forze a reagire. Il tentativo però viene bloccato dall'attenta retroguardia del Grosseto. La fa sua Pacini. Siamo in procinto di toccare il
45esimo minuto del secondo tempo. Palla lunga, prova a tenerla in qualche modo il Follonica Gavorrano, la prende Pescicani con un cross, in qualche modo il Grosseto si salva, palla che scivola fuori dal rettangolo di gioco. Si ripartirà con una rimessa dal fondo per gli ospiti. Allora, pronto Marco a rinviare mentre vengono segnalati 5 minuti di recupero. Palla che rimbalza a centrocampo, serie di contrasti, Matteucci resta a terra, può attaccare però il Grosseto, la tiene in qualche modo la squadra di Mister Indiani nonostante il forte pressing del Follonica Gavorrano. Poi va a terra col numero 11 Riccobono, tutto regolare, secondo il direttore di gara. Ancora padroni di casa che cercano di spingere sull'acceleratore nonostante il doppio svantaggio. Gara ormai tutta tra le mani del Grosseto che continua ad attaccare. Sabelli, già autore di 2 gol, la vuole tenere lì. Sabelli, 2 su di lui, se la porta vicino all'angolo, prova a conquistare un corner ma non ci riesce. Allontana il Follonica Gavorrano, palla che è uscita fuori dalla linea laterale. Possesso per il Grosseto. Possesso per il Grosseto dall'out di destra, gara che sta scivolando verso le proprie battute finali col Follonica Gavorrano. Bernardini va a battere il calcio di punizione sull'altezza del cerchio di centrocampo. Palla che spiove in area di rigore. A vuoto un difensore del Grosseto, voleva un tocco con il braccio la squadra del Follonica Gavorrano, non dello stesso avviso il direttore di gara. Allora si gioca. Tanto viene fermato fallosamente Matteucci. Palla lunga, rimbalza, non c'è nessuno in maglia bianca a riceverla. Si spegne sul fondo la sortita offensiva del Follonica Gavorrano. Se ne sono già andati ormai 3 minuti di questo recupero, ne mancano altri 2. Gara che sembra non avere più molto da raccontare, col Grosseto che sta portando a casa il 7° successo consecutivo. Una vittoria che permetterebbe al Grosseto di salire a quota 31 punti in classifica. Una vittoria importantissima per continuare a alimentare le speranze di andare a vincere questo campionato. Possesso del Grosseto sull'out di destra, Marzerli, poi Riccobono. Numero 11 prova a liberarsi centralmente, poi ricomincia dalle retrovie con il passaggio per Gonnelli, poi Brenna, sfera che torna di nuovo tra i piedi di Marcu. La fa sua il Follonica Gavorrano, rilancio con la mancino a cercare Pescicani, è buono l'aggancio del 21, Pescicani con un cross sul secondo palo, attraversa tutta l'area di rigore e allora possesso ancora per il Grosseto. Siamo entrati nell'ultimo giro d'orologio di questo match, quinto di recupero iniziato da pochi istanti. Parte la bella sciarpata della tifoseria del Grosseto che ha ormai le mani su questo match.
ultimi istanti con il calcio di punizione in favore dei padroni di casa sulla sfera Losicco, che proverà al cross lungo in area di rigore. Palla che spiove, un tocco, poi libera il Grosseto, palla che viene allontanata, Losicco la mette giù, poi la riscarica in avanti, posizione regolare, anzi no, si alza la bandierina del secondo assistente e allora probabilmente termina qua il match con il Grosseto che espugna il comunale del Malservisi Matteini di Bagno di Gavorrano, conquista 3 punti che la proiettano a quota 31 al vertice del girone E di Serie D. Per il Follonica Gavorrano arriva una sconfitta, la squadra di mister Lucio Lobrando resta inchiodata a quota 11 punti in classifica, con le 3 doppiette che hanno deciso questo match, i 2 gol del Follonica Gavorrano siglati da Mutton e poi le 2 doppiette di Marzierli e Sabelli che hanno permesso al Grosseto di conquistare questo successo per 4-2. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi invitiamo a restare in diretta. A breve andremo in campo a sentire le dichiarazioni del capitano del Grosseto, Edoardo Marzierli.
Siamo con Pier Giorgio Sabelli, buonasera. Innanzitutto congratulazioni, doppietta bellissima davanti allo spicchio di pubblico del Grosseto e soprattutto è valsa i 3 punti. Sì, intanto buonasera a tutti, è stata una partita veramente bella perché comunque ci sono stati diverse azioni da gol, però siamo stati bravi con una squadra che comunque ci ha messo anche in difficoltà a non mollare, a ribaltare il risultato e poi a consolidarla, perché comunque oltre la qualità abbiamo una forza interiore che poche volte ho visto. Continuate una marcia di vittorie importantissima, siete lassù davanti a tutti, sentite anche un po' la responsabilità di essere la squadra da battere di questo campionato? Ma guarda, tanto c'è poco da girarci intorno, eravamo partiti già da luglio con questa pressione e ci siamo messi a lavorare, non ci pesa, sappiamo quello che dobbiamo fare e se continuiamo così raggiungeremo l'obiettivo. Grazie mille. Grazie a voi.